Questo nostro viaggio ci porterà alla scoperta di uno dei più particolari ed incontaminati luoghi del nostro pianeta, la taiga. Qui, allo stato selvaggio, vivono molti animali quasi scomparsi da altre zone della Terra e la tigre siberiana ne è un esempio. Questo splendido animale non è solo la tigre più grande che esista, ma è anche il più grande dei felidi. È ormai accertato che la tigre abbia avuto origine in queste terre e i reperti fossili lo dimostrano. Da qui poi si diffuse a sud, occupando la maggior parte dell'Asia ed alcune parti dell'arcipelago malese. È un abile e vorace cacciatore che quando bracca una preda, difficilmente questa potrà sfuggire al suo destino. Si definisce taiga una particolare zona, tipica delle regioni subartiche, quasi completamente coperta da foreste di conifere e di solito immediatamente seguita dalla tundra. Ne esistono vaste estensioni nell'Europa settentrionale, nella Siberia e nell'America del Nord, che spesso si estendono fino al mare. In ogni caso, oltre alle conifere, che come detto formano la sua vegetazione di base, nella taiga vivono altri tipi di piante ad essa proprie. Queste particolari foreste sono un perfetto habitat per il cervo della Siberia, una specie di cervide endemico di questa zona. Qui, in questa lussureggiante dimensione, questo animale, che è essenzialmente erbivoro, trova un ambiente adatto per la sua sopravvivenza con cibo in abbondanza. Negli stagni e nei ruscelli della taiga vive la lutra lutra, o per meglio dire la lontra. La lontra è un carnivoro semiacquatico ed appunto nell'acqua trova la sua dispensa alimentare dal momento che si nutre esclusivamente di pesci, gamberi e molluschi. È un animale tranquillo e allegro. La sua unica preoccupazione sono i molti predatori della taiga che lo considerano una pietanza prelibata, apprezzamento del quale il simpatico mustelide farebbe volentieri a meno. Malgrado la continua minaccia, però, la lontra seguita la sua vita spensierata e piena di giochi tra il verde del sottobosco
tanto sa che, se inseguita, sarà quasi sempre capace a sfuggire con veloce maestria all'affamato predone. Anche l'uomo vive nella taiga nel pieno rispetto della natura. Molte antiche tribù, un tempo nomadi e per lo più provenienti dalle zone del nord dell'Asia, hanno trovato oggi in questi luoghi una situazione permanente. Essenzialmente vivono di caccia e di pesca e di piccoli commerci che praticano con popolazioni confinanti. Per loro la terra e l'acqua sono quasi le uniche fonti di sostentamento. Una vita semplice, fatta di gestualità ed azioni antiche, senza alcuna arrogante violenza. Vecchi mestieri pieni di fascino, di arcaiche civiltà, riempiono le lunghe e silenziose giornate di quella gente così lontana da noi, forse lontana millenni. Messa al sicuro da leggi protezionistiche, questa terra oggi non è più territorio di arrembaggio di cacciatori e vandali senza scrupoli. Ogni forma di vita è tutelata e controllata. Ogni essere della foresta è difeso e le specie animali possono così esistere in armonia con l'uomo e con la natura. La taiga è anche chiamata dai suoi abitanti la terra della vita. Infatti qui non solo cresce il famoso ginseng, la pianta che dona un'eterna giovinezza, ma esistono molte varietà di bacche e di piante medicinali dagli straordinari poteri terapeutici. La raccolta di queste panacee vegetali che crescono allo stato selvatico e spontaneo è ancora effettuata con antichi sistemi. Molto è stato scritto e molto è stato detto sui miracolosi poteri di questi vegetali. Forse talvolta la fantasia ha un poco falsato la realtà, ma un dato è certo. In questa terra la mortalità umana infantile è quasi inesistente e la media della vita è una delle più alte della terra. Il commercio di questi vegetali medicamentosi è una delle maggiori risorse della gente della taiga.
Infatti per loro la foresta è un inesauribile magazzino sanitario dal quale essi possono attingere continuamente senza timore di esaurimento. Il ginseng in particolare è molto ricercato. La sua origine come medicina è antichissima e dei suoi poteri si parlava già ai tempi delle prime dinastie imperiali cinesi. In questa particolare radice è contenuta in alta percentuale una sostanza amara simile alla canfora, detta panachilone, dai poteri medicamentosi e talvolta, se assunta in dose massiccia, anche afrodisiaci. Per tutto ciò, come detto, la taiga è oggi considerata una insostituibile riserva naturale. Gli stessi disboscamenti ed i nuovi insediamenti arborei vengono effettuati secondo schemi e programmi precisi nell'assoluto rispetto dell'equo equilibrio dell'ambiente, al di fuori di ogni speculazione o arrembaggio di profitto. Questa è la taiga, un ambiente ricco ed incorrotto, e questi alcuni dei suoi molti abitanti che vivono nelle sue foreste. Ma anche qui una minaccia incombe continua, una minaccia talvolta naturale e talvolta purtroppo prodotta dall'uomo, il fuoco. Centinaia di ettari di foresta ogni anno vengono divorati dalle fiamme ed ogni sforzo per contenere questa catastrofe ecologica risulta vano. Gli animali debbono fuggire dal loro habitat di fronte a questo rovente ed incontrollabile predone per cercare scampo in zone più protette, invadendo territori a loro non propri e creando talvolta degli squilibri irreversibili nell'ecosistema. Molti tentativi sono stati fatti per eliminare questa sciagura ricorrente. Unica possibilità è quella di limitare la distruzione, circoscrivendo i focolai principali. A questo scopo vengono impiegati mezzi e tecnologie d'avanguardia con strategie ben precise. Dapprima, con una ricognizione dall'alto, si individuano i punti di attacco del fuoco e si calcola il suo probabile percorso dovuto sia alla direzione dalla forza dei venti sia al tipo di vegetazione della zona colpita. Quindi, con personale altamente specializzato ed addestrato a questo scopo, la ricognizione viene fatta direttamente a terra. Una volta localizzati i focolai principali e decise le eventuali interruzioni da effettuare per circoscrivere o spostare la linea di avanzamento delle fiamme, con elicotteri appositamente preparati per questo tipo di intervento, vengono immessi nelle zone colpite o in quelle prossime ad esserlo enormi quantità di liquido ignifugo o ritardante, nella speranza di vincere la furia dell'elemento distruttore. Malgrado tutto ciò, i danni sono sempre irreparabili ed interi settori della taiga vengono ugualmente divorati dalle fiamme.
Il fuoco, dovuto sia ad autocombustione, sia ad incuria o a criminale volontà, purtroppo è una delle calamità che sottrae al nostro pianeta sempre più ed in maniera drammatica le ricchezze che la natura ancora conserva per la nostra sopravvivenza. Dopo questi disastri, la foresta si trasforma. Al posto delle alte e verdi conifere e del lussureggiante sottobosco, scheletri di alberi riarsi e morti si alternano in un panorama di desolazione. Forse per ripristinare il primitivo equilibrio saranno necessari molti anni, forse molti decenni. Nuove piante però di nuovo nasceranno e cresceranno sui resti della primitiva taiga. Altri esseri occuperanno i territori coperti da lussureggiante vegetazione, ripristinando quegli ordini naturali divorati dal fuoco. La foresta racchiude in sé tutto il vigore e l'energia della natura, e gli uomini della taiga lo sanno. Essi sanno comprendere il suo silenzioso linguaggio, sanno interpretare le sue mute parole fatte di teneri germogli o di grandi e maestosi alberi carichi di anni, e da loro sanno farsi narrare le storie meravigliose che raccontano le nostre origini, la nostra vita e talvolta il nostro futuro. Per gli abitanti della taiga ogni fiore, ogni frutto, ogni arbusto fa parte della loro esistenza, della quale sono elemento integrante ed insostituibile. Ogni forma di vita è per questa gente anche oggetto di cura e di studio, e senza di loro la taiga non potrebbe oggi forse vivere, e forse loro non potrebbero vivere senza la taiga. Lo stesso ginseng è frutto di sperimentazioni e di indagini atte a svelare i suoi molti misteri, e come questa particolare radice, ogni altra forma vivente è materia di indagine e di pianificazione di coltura. In questi particolari territori, dove gli ecoequilibri non sono stati travolti, si possono infatti effettuare studi approfonditi in un ambiente che permette osservazioni impossibili in altri luoghi. Qui si può sperimentare lo sviluppo e la crescita di particolari vegetazioni, si possono osservare i comportamenti degli animali in natura a contatto con differenti ambienti, siano essi le secolari foreste o le temperate zone costiere. Nella taiga, infatti, data la sua particolare collocazione geografica, che dalle zone artiche arriva sino al mare dalla tundra, oltre alle specie endemiche, vivono quasi tutte le specie animali o vegetali di gran parte del mondo, riunite in un territorio abbastanza limitato. Queste terre sono quindi per noi degli unici ed insostituibili spaccati di vita naturale che ci consentono di conoscere ancor più il nostro pianeta. Auguriamoci quindi che mantengano sempre la loro integrità. Auguriamoci che il fuoco o la mano dell'uomo non creino danni irreparabili a queste regioni che sono uno degli ultimi scrigni in cui si conservano i beni più preziosi della natura. Auguriamoci che ogni essere vivente, sia esso un albero o un animale, continui ad esistere in armonia con il suo ed il nostro ambiente. Auguriamocelo, poiché la scomparsa di un solo fiore, di un solo albero o di un solo animale del creato è una perdita irrecuperabile
che ci rende sempre più poveri e sempre più soli.